Due cariche tra Palazzo Moroni e il Caffè Pedrocchi nel cuore di Padova. Gli scontri temuti e annunciati in settimana alla fine ci sono stati. I centri sociali, nonostante il divieto della questura, dal presidio di Piazza delle Erbe hanno tentato un corteo, mentre dall'altra parte della città il gruppo di estrema destra Forza Nuova lanciava il suo anatema contro l'aborto. I militanti dei centri sociali sono stati caricati e fermati in via Oberdan. Due ragazze del Pedro e del Gramigna, uno di loro insegnante in un liceo, sono state portate in questura, identificate e denunciate, dopo un paio di ore rilasciate. Negli scontri altre due manifestanti sono rimaste ferite con escoriazioni al volto. La protesta è durata fino alla tarda serata, mentre il corteo di Forza Nuova contro la legge sull'aborto, ed evidentemente collegato al Congresso Mondiale sulla Famiglia di Verona, si è svolto dal Santo fino alla prefettura, per poi ritornare davanti alla Basilica, dove il leader di estrema destra Roberto Fiore si è scagliato contro il sindaco e contro l'Università di Padova, definendo le loro idee sovversive. Terminate le due manifestazioni è arrivata la nota del sindaco di Padova Sergio Giordani e del suo vice Arturo Lorenzoni. Padova non vuole essere usata da nessuno, respingiamo ogni strumentalizzazione, siamo amareggiati che il cuore della città sia stato teatro di tensioni che purtroppo erano nell'aria. Anche il questore Paolo Fassari ha commentato la serata: mi auguro che le istituzioni ringrazino la polizia e i carabinieri che per ore si sono presi sputi e insulti per fare il loro lavoro e difendere la libertà di tutti.